Stop allo smaltimento delle liste d'attesa in Veneto. Il coronavirus non dà tregua e quindi il direttore generale della sanità del Veneto decide e dà disposizione a tutte le aziende sanitarie ospedaliere di rivedere l'offerta di prestazioni. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 2 dicembre 2021 e la prima notizia del giorno riguarda appunto lo stop allo smaltimento delle liste d'attesa che si sono ovviamente accumulate in questi 2 anni quasi di pandemia da Covid-19. Allora vediamo rapidamente i dati. In Veneto ieri altri 2656 positivi e 14 morti, ma soprattutto la decisione del direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, di rivedere l'offerta di prestazioni e quindi la comunicazione a tutti i capi delle ULSS e degli ospedali del Veneto. I sanitari infatti vanno spostati sui vaccini e sul tracciamento e c'è il nodo dei fondi vincolati dirottati sul Covid. Da questo punto di vista c'è sui quotidiani Jedi di oggi un pezzo interessante che affronta la questione. È firmato da Laura Berlinghieri, il titolo Fondi anti-liste d'attesa, la regione alle ULSS, usateli per il Covid. Cioè il direttore generale della sanità del Veneto, Flor, nel decidere la revisione dell'offerta di prestazioni e quindi di potenziare le attività contro la pandemia, dice alle ULSS di utilizzare i fondi già stanziati proprio per lo smaltimento delle liste d'attesa. È un film già visto, scrive Laura Berlinghieri su Mattino, Tribuna, Nuova Venezia. La risalita delle degenze Covid ci sta proiettando in zona gialla. In settimana dovrebbe arrivare la delibera con cui la regione deciderà la sospensione di parte dell'attività ospedaliera ordinaria per dirottare i sanitari nelle azioni di contrasto all'epidemia, come si legge nella delibera firmata il 29 novembre dal direttore della sanità veneta Luciano Flor. E appunto delibera che è stata trasmessa a tutte le ULSS del Veneto. In sintesi cambiano la priorità e quindi la regione è arrivata a chiedere alle aziende sanitarie di dirottare i fondi che sono avanzati, che sono rimasti già stanziati però per il recupero proprio delle prestazioni saltate nel corso della seconda ondata, verso quelle che vengono considerate attività più importanti al momento, quindi vaccinazioni prima di tutto, poi il tracciamento, la presa in carico delle persone in isolamento, la somministrazione degli anticorpi monoclonali e l'assistenza ai pazienti in terapia semi-intensiva dopo il potenziamento dei relativi posti letto. Ricorda Laura Berlinghieri che le prestazioni saltate nel 2020 in Veneto sono 500.000, di cui 200.000 sono state recuperate utilizzando una parte dei 41 milioni di euro stanziati dalla regione. E quindi però i soldi avanzati non potranno più essere toccati dalle ULSS se non per le attività legate alla battaglia contro il Covid. C'è la critica, diciamo comunque la posizione dei sindacati, ma quelle risorse non erano state destinate a una funzione precisa con decreto legge? Sì, e questa è l'opinione di Ivan Bernini della funzione pubblica CGIL del Veneto, che dice è poi possibile che alcune aziende sanitarie abbiano speso già tutti i soldi a loro disposizione? Cosa accade a questo punto? E il sindacato chiede un incontro urgente alla regione, anche perché nella delibera firmata dal direttore generale sempre della sanità del Veneto si legge che nella fase 2 dell'emergenza ospedaliera le ULSS potranno sospendere le attività programmate non essenziali e rinviabili. Nella fase 3 dovranno prevedere una progressiva riduzione delle stesse attività e quindi di nuovo la posizione dei sindacati. Un anno fa la riconversione dell'ospedale di Dolo in struttura dedicata esclusivamente alla cura dei pazienti Covid è stata una penalizzazione per tutto il territorio. Un ritorno a questo vecchio riassetto è da evitare e quindi il tema degli ospedali Covid
non solo quello di dolo. Per esempio in questi giorni c'è la polemica relativa all'ospedale di Vittorio Veneto. Lì c'è un comitato per la difesa della sanità pubblica che polemizza con l'ULSS. Ci sono i sindaci della Bassa Padovana che chiedono che Schiavonia non torni Covid Hospital. Insomma, è il tema dei Covid Hospital. Qui abbiamo sentito le dichiarazioni di Daniele Giordano della CGIL del Veneto, che aggiunge: speriamo solo che il pubblico non sia assorbito unicamente dalla cura dei pazienti Covid per consentire al privato di gestire il resto della sanità. Questo Ivan Bernini della Funzione Pubblica. Perché? Perché sempre nella delibera del direttore generale della Sanità del Veneto si parla della possibilità di valutare ulteriori richieste di risorse e, qualora necessario, potrà essere previsto un ulteriore coinvolgimento delle strutture private accreditate. E in questo momento il coinvolgimento dei privati consiste proprio nello smaltimento delle vecchie prestazioni già smistate a blocchi tra le diverse strutture. Questa, insomma, la situazione in Veneto per quanto riguarda l'evoluzione del contagio da coronavirus e soprattutto lo stop deciso dalla regione allo smaltimento delle liste d'attesa. Ricordiamo 500.000 di prestazioni rinviate durante la seconda ondata. Di queste attualmente sono state recuperate soltanto 200.000. Nel frattempo, sempre sulle pagine dei quotidiani locali, i dati relativi alla situazione degli eventi scolastici attualmente in corso e delle persone coinvolte, sempre per quanto riguarda la pandemia e i contagi nelle scuole. Quindi sono numeri importanti. Gli studenti in quarantena in Veneto sono 16.000 studenti e c'è il caos tra DAD, quindi didattica a distanza, e tracciamento, che è saltato, come sappiamo. I presidi del Veneto, tra l'altro, sono infuriati per il dietrofront del governo rispetto agli isolamenti da osservare in caso di contagi nelle scuole. Un cambio di orientamento sconcertante e surreale, secondo il presidente veneto dei presidi, e si riferisce appunto al dietrofront del governo che nel giro di 24 ore ha stravolto le regole sull'isolamento a scuola, quindi prevedendo la DAD al primo contagio, e poi però è tornato indietro e quindi alle regole precedenti. Alcuni genitori, sempre sulle pagine della Nuova Venezia, della Tribuna di Treviso e del Mattino di Padova, evidenziano che i medici di famiglia forniscono indicazioni differenti e poi non sappiamo più cosa fare. Insomma, il tema del tracciamento che è saltato. Proseguiamo con le altre notizie del giorno, che oggi riguardano prevalentemente la politica regionale, e quindi prima di tutto la decisione del Consiglio regionale del Veneto di adeguare le soglie ISPE delle borse di studio ai limiti massimi previsti dalla normativa nazionale. In Veneto, infatti, il limite massimo dell'indicatore ISPE, cioè della situazione patrimoniale equivalente per l'assegnazione delle borse di studio universitarie, verrà innalzato, così praticamente da allinearsi alla normativa nazionale. È stato infatti approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno a prima firma Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che ha impegnato la regione ad adeguarsi ai parametri in vigore nel resto d'Italia. Vale la pena ricordare infatti che attualmente il Veneto è l'unica regione a prevedere come soglia ISPE quella di 36.000 euro, e peggio di noi del Veneto c'è soltanto il Molise, che prevede una soglia ISPE leggermente più bassa. Qual è l'implicazione? Cosa implica questa soglia? Ovviamente più bassa è la soglia, minore è la platea di studenti che può accedere alla borsa di studio e quindi al sostegno economico. C'è il commento degli studenti universitari del Veneto che dicono: finalmente un passo avanti, ma non possiamo dimenticare che il Veneto è una delle ultime regioni ad allineare la soglia ISPE alla normativa nazionale. E quindi il commento, diciamo, da bicchiere mezzo pieno, di Laura Bergamin, coordinatrice veronese dell'UDU, Unione degli Universitari, mentre Domenico Amico di Studenti per UDU Padova auspica che la regione rispetti effettivamente l'impegno preso.
da anni noi chiediamo che la soglia ISPE venga aumentata, dice Amico. Ora Zaia sia coerente, passi dalle parole ai fatti. Il diritto allo studio in Veneto fa acqua da tutte le parti dopo decenni di disinvestimento, al punto che per mancanza di residenze pubbliche alcuni studenti sono costretti a situazioni limite come dormire in auto o peggio andarsene, e questo è un riferimento all'emergenza alloggi che si è determinata quest'anno in particolare nella città di Padova, ed è il tema della residenzialità studentesca che necessita sicuramente di nuovi interventi nella nostra regione. I virgolettati erano di un pezzo sempre sulle pagine della Nuova Venezia, del Mattino e della Tribuna. In Consiglio regionale l'altra sera è stata anche chiusa la prima parte della maratona sul bilancio regionale con il voto sul piano, sul documento di economia e finanza regionale, approvato con 37 voti a favore e 10 contrari. Bocciata la proposta però di un tavolo condiviso per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il consigliere regionale del Partito Democratico, il vicentino Giacomo Possamai, che è anche capogruppo dei democratici in regione, parla di un'occasione persa per coinvolgere tutte le realtà del territorio. L'assessore al bilancio regionale Francesco Calzavara replica: un terreno di confronto già ce l'abbiamo, e sarebbe appunto il DEFR, il documento di economia e finanza regionale. La settimana prossima la maratona del bilancio entra nel vivo con l'analisi dei documenti economici della manovra. E poi invece sulle pagine del Gazzettino di oggi ci sono due notizie, curiosità, polemiche, diciamo politiche, riguardano una la Lega e l'altra il Partito Democratico. E allora partiamo dalla Lega, il partito che ha la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale del Veneto, che quindi rappresenta appunto la maggioranza in regione. Calderoli gela i leghisti veneti, stop ai congressi di sezione, Mugugni per il colpo di freno. Il pezzo è firmato da Paolo Calia e parla appunto di questa mail di sole 3 righe arrivata lunedì sera per dire stop anche ai mini congressi delle sezioni. Non c'è pace per la Lega, alle prese con la voglia di confronto della base da una parte e dall'altra il freno deciso dalla segreteria federale guidata da Matteo Salvini. Insomma, niente congressi locali per la Lega. La mail che ha nuovamente bloccato tutto è firmata da Roberto Calderoli, responsabile federale organizzativo del Carroccio, con la presente, sarebbe scritto in questa mail, a integrazione della nostra precedente comunicazione e per garantire la partecipazione ai congressi a tutti, si comunica che appunto i congressi di sezione sono sospesi dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, quindi non uno stop to cure ma una sospensione. In ogni caso una doccia gelata per i tanti leghisti veneti che volevano appunto andare a congresso nelle loro sezioni. Tra l'altro una cosa curiosa è che la decisione sarebbe legata al Super Green Pass, indispensabile per accedere un po' ovunque, e quindi non sarebbe corretto non far votare chi non ha la certificazione verde. E ovviamente appunto un contrordine è arrivato dopo che Salvini in persona ha annullato l'assemblea prevista a Roma per metà dicembre. C'è già stata ampio dibattito e polemica sul punto. Però soprattutto questa mail di Calderoli arriva dopo che la segreteria federale veneta quindi ha dato il via libera a tutti i mini congressi, chiedendo di svolgerli entro Natale, quindi la macchina organizzativa si era messa in moto e poi è arrivato lo stop, diciamo, da Via Bellerio, insomma dalla segreteria nazionale leghista. Ci sono poi una serie di retroscena, ma passiamo invece al Partito Democratico, che in Veneto appunto invece va a congresso. Non c'è alcuno stop per il congresso del Partito Democratico, ma c'è un candidato unico alla segreteria regionale dopo che Laura Puppato ha perso il ricorso con il quale cercava di far riammettere la sua candidatura proprio alla corsa
per la guida veneta del Partito Democratico. Come sempre le dichiarazioni, diciamo, di Laura Puppato sono dure, va giù con l'accetta, eravamo il partito delle primarie, siamo diventati il partito della candidatura unica, dice l'ex senatrice. Vabbè, un pezzo di Angela Pederiva, diciamo, va nel dettaglio di tutte le contestazioni, riguardano le sottoscrizioni alla lista Laura per il Veneto, quindi le firme che bisogna raccogliere per poter partecipare appunto al congresso. C'è tutta la spiegazione dei meccanismi del comitato di garanzia statutaria, la commissione regionale che è incaricata di, diciamo, verificare la correttezza delle procedure congressuali, la decisione appunto. Ma è interessante il pezzo sui quotidiani Jedi, e il titolo è "Ricorsi respinti, la Puppato è fuori, questo non è il mio PD". Quindi con un piede sembrerebbe già fuori dalla porta Laura Puppato. Non si possono scartare 700 firme perché 8 non sono scritte nel librone, non c'è proporzione, questo dice Puppato, e che tra l'altro paventa pure la possibilità di ricorrere alla magistratura. Valuterò se lo merita, visto che mi sono candidata a soppressione di centinaia di iscritti per provare a recuperare lavoro, comunicazione e supporto, insomma per inserire nuova energia dentro la segreteria politica regionale del Partito Democratico. Ad ora però non ne vedo più il senso, dice, esprimendo tutte le sue perplessità di fronte a questa decisione. Credo che questo sia un modello più Lega che PD, non è roba nostra, così si perde tutti, perde la politica. Andrea Martella, l'altro e quindi l'unico candidato rimasto attualmente in campo, cerca di risolvere la situazione con la diplomazia. In questi giorni ho voluto mantenere un rispettoso silenzio in merito alle dichiarazioni di Laura Puppato, dice Andrea Martella, sui ricorsi presentati a seguito dell'esclusione delle sue liste dal congresso regionale. Così appunto l'ex sottosegretario del governo Conte 2. Un silenzio doveroso, dice Martella, nei confronti del lavoro della Commissione di Garanzia Nazionale, organo super partes eletto dall'Assemblea Nazionale del partito, in attesa di un pronunciamento. Ritengo che le regole valgano per tutti e vadano sempre rispettate perché rappresentano l'ABC della convivenza all'interno delle comunità organizzate, e prendendo atto della decisione intervenuta voglio tuttavia esprimere il mio rammarico per l'esclusione di Laura Puppato a causa del non raggiungimento dei requisiti richiesti sul regolamento congressuale. Per quanto mi riguarda farò tutto il possibile per aprire un confronto a partire da Laura Puppato con l'obiettivo di dare rappresentanza al pluralismo e a tutte le istanze della nostra comunità, che ritengo debba essere inclusiva e solidale. Questa è la lunga dichiarazione del candidato ormai unico alla segreteria del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, già sottosegretario appunto del governo Conte 2. Possiamo chiudere qui con un'unica notizia flash, e cioè per ricordarti che è già a Roma il delegato ONU incaricato dalle Nazioni Unite appunto di indagare sul maxi inquinamento da PFAS in Veneto, e sabato sarà nel Vicentino. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi. E per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 2 dicembre 2021, buona giornata.